automaticamente per cultura si rivolge a Dio. یعنی دارن همه دنیا رو صدا میکنن که صداشون رو E بشنون. quando chiama il Dio, per Dio intende tutto il mondo. Sono Phil Stewart di Reuters. Quando è stata l'ultima volta che hai parlato con Mousavi e quali punti che hai detto sulla richiesta dei governi nell'estero di non riconoscere Ahmadinejad e anche per fare opere, sono cose che anche lui ha detto a lei. این موسوی معتقد مثل شما که دولت غربی نباید احمدی‌نژاد رو به رسمیت بشناسن. بله، منتها الان هیچ میکروفونی در مقابلش نیست. موسوی داره در همه بیانیه‌هاش میگه که اون چه اتفاق افتاده یک تقلب بزرگ، خیانت به آراء مردمه و ایران در حال حاضر دولتش قانونی نیست. Mousavi, tenendo presente che sta in Iran e che non ha molte possibilità di comunicare, però fa delle dichiarazioni scritte e quando dice che quello che è accaduto in Iran è un grande broglio e questo governo non rappresenta il popolo, conseguenza non dice Occidente non lo riconoscere, ma se un governo non rappresenta il popolo, pertanto non deve essere riconosciuto, della conseguenza. موسوی معتقد سخن مردم ایران از دهان شهدای تو خیابونش در میاد، نه از تلویزیون رسمی ایران. Mousavi ha detto che le richieste del popolo iraniano escono dalla bocca di quelli che muoiono per le strade, non dalla bocca dei leader. این جنبش قوی‌تر از موسوی است. Questo movimento però devo dire che è molto più forte di Mousavi. L'ultima volta che hai parlato con lui? من با یک واسطه در ظرف روزهای گذشته مدام صحبت کردم، منتها من باز تکرار میکنم من سخنگوی موسوی نیستم، من اطلاعاتی رو از اون طرف گرفتم. Dice, io ho parlato attraverso perché è incomunicato Mousavi a casa, attraverso intermediari tutti i giorni, però io non sono un portavoce ufficiale che mi ha nominato qualcuno, a me mi è stato chiesto dopo la chiusura, ripeto, degli uffici di Mousavi a Teheran di farmi portavoce di quanto accade in Iran dai suoi uffici, perché non hanno più canali di comunicazione. Qualche altra domanda? Vi ringrazio. Sì. Quantificare la presenza di quelli che parlano arabo. میگه چند نفر از کسانی که شما فکر می‌کنید عرب‌ها استفاده میشن تو ایران؟ الان در خیابون‌ها مدام به من تلفن میشه که کسانی که شب‌ها به خصوص دارن مردم رو، ماشین‌های مردم رو بازرسی میکنن، عرب‌هایی هستن که صورتشون بسته شده، دارن با هم عربی صحبت میکنن و جوونا رو تو ماشینا میکشن بیرون. Dice io il numero non posso quantificare, ho ricevuto più chiamate dalla gente che mi informava, soprattutto di notte, quelli che bloccano il traffico, le macchine, tirano fuori la gente dalle macchine, portano a casa, non parlano farsi. Vorrei aggiungere un'informazione che mi hanno dato prima che cominciasse, che oggi molti giovani iraniani si sono rivolti all'ambasciata italiana per trovare rifugio, poi sono usciti e sono immediatamente davanti alla porta dell'ambasciata italiana arrestati dalle forze di sicurezza. Questo per notizie che erano circolate ieri che l'Italia e altri paesi davano asilo a feriti manifestanti, invece sono usciti e sono stati immediatamente arrestati. Fatelo.